Non ci stanno i cittadini, l'annunciata chiusura del passaggio a livello di via Martel non va proprio giù. In comune è stata già consegnata una petizione con oltre 350 firme, ma a quanto pare la decisione sembra essere stata presa. Così la gente ha deciso di chiamarci. Il quartiere, dicono, rimarrebbe isolato. La chiusura comporta che il traffico non è indifferente attraverso questa strada, viene scaricato sulle strade limitrofe con disagio per gli abitanti e con aggravio di traffico, tra l'altro in via del lavoro, per la quale era stata fatta la bretella qua parallela che serviva principalmente per scaricare il traffico di via del lavoro. Questa strada snellisce sia per il nord che per il sud. Quindi andrebbe ad appesantire il traffico in quelle zone? E lo blocca proprio. Questa è una valvola di sicurezza che fa chi viene dal nord e sa che c'è il blocco e va di qua, prende questa strada. Chi viene dal sud è la stessa cosa. Lungo questa via ci sono scuole, centri sportivi, aziende e negozi. La chiusura costringerebbe tutti a dover fare un giro più lungo in una strada, dicono, pericolosa. Abitate in zona? Lei è una mamma? Sono una mamma di 2 bambine che vanno a scuola qua in zona e anche a catechismo, che la chiesa è qua, quindi non è giusto che ci chiudono. Io passo qua ogni mattina o per andare a prendere il pane o per fare la spesa con una bambina col passeggino. Se devo fare tutto il giro, la strada è stretta, il marciapiede o ci sta il passeggino o ci sta comunque una persona. Andare su per la via del lavoro, che è la strada sopra, che è statale, che là è un traffico del demonio. Non so come che si fa a entrare in avanti e indietro, insomma. Guardi anche il pulmino, questo pulmino che giro fa dopo? Qui i bambini. Una battaglia che i cittadini non vogliono perdere. La soluzione, dicono, al comune noi l'avevamo data. Avevamo detto al comune che ci sarebbero altri 3 passaggi livelli da poter chiudere. E in tutti questi 3 passaggi livelli c'è stato dato picche per un motivo, per l'altro, per stato. Ha detto no. Per lui è solo questo. Cosa farete ora se il comune decide invece di chiuderlo? Metto le macchine di traverso. Metto la macchina attraverso i binari, così fermo anche le ferrovie.